mister Fabrizio Cammarata non poteva esserci esordio migliore sulla panchina del Camarat e in eccellenza. Sì, no, sono contentissimo perché la vittoria è importantissima, soprattutto sono contento perché i ragazzi hanno fatto una grande partita sotto l'aspetto dell'agonismo, della cattiveria agonistica, e poi abbiamo trovato anche alcune giocate importanti. È solo l'inizio, c'è ancora da lavorare tanto, però la cosa che sono contento è che in questi 3 giorni di allenamento sono arrivato lì a Cammarata, ho trovato dei ragazzi fantastici che si vogliono sacrificare per questa squadra. Ecco, è importante averla sbloccata prima di dare magari campo, rischiare di dare campo alla Folgore, ma ancora più importante è raddoppiare quando sembrava che la Folgore stesse un po' prendendo le misure all'inizio del secondo tempo. Ma sinceramente sì, noi secondo me la prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene, poi ci sta durante la partita un piccolo calo, però la cosa bella è rimanere compatti. Poi secondo me abbiamo iniziato subito bene, abbiamo trovato il secondo gol, però penso che alla fine grossi rischi non abbiamo creato, non abbiamo avuto, scusa. Quindi merito, ancora non abbiamo fatto niente, è solo l'inizio, adesso da martedì ci metteremo al lavoro per migliorare le cose che sono andate non bene, ma per continuare a fare le cose che sono andate bene. Ecco, riavvolgiamo un po' il nastro della settimana. Sei arrivato mercoledì, mi hai detto che gruppo hai trovato. Le tue sensazioni invece all'arrivo, in spogliatoio, in dirigenza, nel paese, nella città di Cammarata invece? Bellissime sensazioni, guarda, ho la fortuna di essere venuto in una società che ha un grande progetto, con una dirigenza fantastica, un presidente che ha voglia di fare calcio a Camarate, e quella è stata mi ha dato quella spinta in più per venire, perché avevo bisogno di un progetto importante se volevo tornare in Italia. La categoria non ha importanza per me, io volevo solo tornare a lavorare in Italia e niente, adesso poi ho trovato dei ragazzi fantastici, ho detto dal primo giorno si sono messi a disposizione mia, perché io sono uno che i ragazzi non devono mollare niente, però sono felice per questi 3 giorni. Vito Lupo, 3-0 del Camarat contro la Folgore, partita che forse segna un nuovo inizio per voi, al di là di quella che è stata la svolta a livello di guida tecnica. Sì, si è cambiato qualcosa, si è deciso di cambiare qualcosa, si deve dar merito a quello che si è creato in questi ultimi 10 mesi grazie alla guida tecnica passata, che è un grandissimo uomo e una grandissima persona. Però il calcio si sa, si va avanti, si è svoltato, è arrivato un allenatore con una carriera alle spalle da giocatore incredibile, ci ha dato un po' di sicurezza in più dal punto di vista proprio calcistico. Ovviamente questa è una partita da vincere con qualunque allenatore alla guida, perché non ci dobbiamo nascondere, abbiamo qualcosa in più rispetto a questa Folgore e il nostro cammino dice che queste partite noi dobbiamo metterle subito dentro e dobbiamo mettere i 3 punti e continuare a lavorare per come stiamo facendo. Ecco, tu da capitano, da uomo faro dello spogliatoio, qual è stato l'impatto col mister e soprattutto quali sono stati anche i punti d'incontro nell'inizio di questo cammino insieme? Ma il mister si è dimostrato subito una persona tranquilla, una persona alla mano, e come ti ho detto prima ha messo la sua esperienza di calcio a servizio di questa squadra. Questa è una squadra con tanta qualità, ma non dobbiamo dimenticarci che è una squadra giovane. Noi giochiamo con 3 2004, un 2003, tantissima qualità, ma squadra giovane che ha bisogno magari di essere coccolata, di parlare proprio di calcio. E in questo il mister è stato bravo, ci ha dato una mano. La squadra, siamo un gruppo di professionisti, questo è il nostro lavoro, quindi dobbiamo accettare quello che si fa e ci siamo messi a disposizione della nuova guida tecnica con tantissima umiltà e con grande entusiasmo. Quindi adesso è entusiasmo che torna, anche perché domenica si torna a giocare davanti alla vostra gente. Sì. Diciamo che dobbiamo ripartire da questi 3 punti e domenica dobbiamo tornare ad esultare in casa, perché quello deve essere il nostro fortino, è il campo che conosciamo, è il nostro stadio, quindi dobbiamo tornare, dobbiamo riprenderci quell'entusiasmo e quell'affetto che Cammarata fino alla settimana scorsa in casa ci aveva dato. Bernardo Baio, oggi sei tornato a fare il centrale e si esce da Castelvetrano con un clean sheet che fa morale, ma soprattutto una vittoria che fa morale perché mancava da più di un mese. Sì, ci voleva, erano già 3 partite che non vincevamo, venivamo da 4 partite, 3 pareggi. È una sconfitta da morale, specialmente con l'arrivo del nuovo mister. Ci voleva e ci tiriamo su sia moralmente che a livello di classifica. Ecco, come ho chiesto anche a Vito Lupo,
dammi un po' il tuo impatto con mister Cammarata, sia a livello di gestione della settimana che anche come guida tecnica durante la partita. Sicuramente ci ha messo serenità, non che prima mancasse, ma con il suo arrivo sono cambiate diciamo, un po' di cose, ha cambiato prima di ogni cosa il modulo, ci siamo trovati subito bene perché come gruppo siamo molto uniti, siamo forti e siamo a piena disposizione del mister. Ecco, abbiamo detto prima, vittoria che mancava da più di un mese in campionato, adesso bisogna tornare a sbloccarsi anche in casa. Sì, prepareremo già da martedì la partita di domenica contro il Bagheria, lavoreremo al massimo come abbiamo sempre fatto sperando di vincere.